Ciao ragazzi, questa è la Madonna del Castagnar, probabilmente il simbolo più amato di San Zeno di Montagna perché è dedicato al prodotto principe di questo paese, ovvero il marrone, che nasce da queste piante bellissime, autentiche opere monumentali, naturali, che hanno sfamato le generazioni di questa comunità per secoli interi e che continuano a farlo, anche se oggi è diventato un prodotto particolarmente pregiato. Quando arriva l'autunno, decine di famiglie si radunano sotto le fronde per raccogliere questo frutto, diventato prezioso anche perché 20 anni fa, ed è il motivo per cui sono qui, è arrivato un riconoscimento importante, la denominazione di origine protetta, la DOP. E quindi quest'anno è un autunno molto particolare che ha un sapore e un valore più intenso per tutti i produttori. Ma che cosa ha voluto dire l'arrivo di questo riconoscimento stesso? Qual era lo stato d'animo in quel giorno in cui la commissione disse arriva la DOP? Noi produttori eravamo un po' perplessi, ma più che altro non sapevamo cosa ci aspettava, non sapevamo riconoscere il valore della DOP. Cosa vuol dire DOP? Boh, adesso sì, adesso ce ne rendiamo conto. E cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro marrone è conosciuto in tutta Italia, è conosciuto in tutta Europa. Questo riconoscimento che allora non avevamo capito, oggi ci dà tanto onore, ci dà tanta soddisfazione. Che cambiamenti ha portato la DOP nel vostro modo di considerare e quindi anche di produrre il marrone? La DOP ha voluto che mantenessimo certe tecniche di produzione come si faceva una volta e da qua noi abbiamo voluto migliorare la qualità sempre di più, sempre con una meta di miglioramento di qualità, ma questo sempre rispettando le nostre tecniche di lavorazione come una volta, la novena, la risara, tutte le nostre tecniche. Potremmo dire che il marrone è per antonomasia un prodotto biologico perché all'interno dei castagneti viene fatto veramente pochissimo e il trattamento più importante, se vogliamo chiamarlo così, è la potatura perché quella garantisce la longevità delle piante, ma per il resto tutto viene fatto ancora seguendo praticamente gli insegnamenti degli avi. Quindi ci si ritrova, si cura il territorio, si tengono puliti gli alberi, si raccoglie quando è il momento, ma praticamente nient'altro. E questo, se vogliamo, è un po' il pregio dei castanicoltori, cioè aver saputo mantenere questa tradizione in cui la manualità ha ancora un ruolo essenziale e, se vogliamo, è un po' la poesia di questo lavoro. Ed è stato un lavoro, ed è tuttora un lavoro importante, perché aver preservato questa cultura ha significato sviluppare un'economia particolare che a sua volta ha generato un indotto a ricaduta non soltanto per il comparto agricolo, ma anche per gli altri settori della comunità. Avete visto un miglioramento nell'economia legata al marrone grazie alla DOP? Abbiamo visto gran parte dei nostri castagneti tutelati, rispettati e coltivati, che era questo il nostro obiettivo, coltivare la castanicoltura, i castagneti del Baldo. Vuol dire mantenere questo territorio, vuol dire fare in modo che i nostri figli proseguino per questa attività e che il nostro Baldo sia coltivato, perché il nostro Baldo è bello perché è coltivato, è bello perché c'è l'agricoltura che mantiene questo territorio, che fa nascere i marroni, che fa crescere l'erba, che fa coltivare, che fa crescere i fiori. E ci vuole l'agricoltura. Non può vivere di turismo e basta. Il Baldo vive di turismo e agricoltura. Biologico vuol dire prevenire le malattie, non curarle, prevenirle. Quindi vuol dire fare delle pettature di miglioramento della pianta, vuol dire coltivare sotto la pianta, vuol dire prepararsi prima della raccolta con i mezzi giusti, con la raccolta fatta in una maniera giusta, nei tempi giusti, aspettare la maturazione del frutto. Tutte queste cose portano a una grande qualità. L'economia del marrone è tornata ad essere importante grazie alla DOP? Certo, l'economia del marrone è legata alla raccolta, la vendita del prodotto direttamente in piazza, perché noi i soci, i produttori vanno in piazza insieme a vendersi il prodotto e questo è molto apprezzato dalla gente e questo è il nostro valore, ma soprattutto la gente che viene a San Zeno viene per acquistarsi il suo prodotto e per degustarlo nei ristoranti locali.
Quindi è tutto un indotto. Esatto, e questo è quindi in un periodo autunnale il marrone riesce a portare tantissima gente a San Zeno e questo crea un indotto, un'economia di San Zeno. Tutti questi risultati, a partire dal riconoscimento della denominazione di origine protetta, sono il frutto di un lavoro importante, prolungato, gestito sì dal consorzio, ma ricordando che il consorzio è fatto soprattutto di persone. Quindi è loro il merito di aver elevato il rango, diciamo così, di San Zeno di Montagna sotto il profilo di questa produzione agricola. E allora è giusto andarli a vedere, i volti del consorzio.